Devo ammettere che mi hai salvato la pelle. Ti sbagli. L'esecuzione è soltanto rinviata. Ordine dello sciancato? Hai molto intuito, forse troppo, e questo è il tuo guaio. Su, vieni, la signora ti sta aspettando. Vieni. Mi cercavate? Perché siete sparito? Volete forse evitarmi? In circostanze diverse potrei anche dimostrarvi il contrario. Venite. Le circostanze vi sembrano abbastanza diverse? Che ne pensate? Addirittura favorevoli, se è per questo. Allora attendo una dimostrazione. Trascurerete gli ospiti. Dirò loro di essermi ritirata per un forte mal di testa. Cercherò di farvelo passare. Non sono tranquillo. Sei sicuro che quel messaggio fosse proprio di Danny? Non lo so, l'ha portato un fattorino dell'albergo. Doveva avere una gran fretta se non ha avuto il tempo di salire. Diceva di aspettare un'auto che avrebbe acceso 3 volte gli abbagliati. Resto con te. Voglio vederci chiaro. Oh, grazie, Steve. Ecco l'auto. Zitti. Andiamo. Adesso però devo tornare al mio angolo. È suonato il gong. Mi sono messo d'accordo con l'arbitro. Oh. Le donne hanno sempre qualcosa da recriminare. Dopo. Un solo gesto sconsiderato sarebbe fatale, Mr. O'Connor. È proprio un congresso internazionale. Ma perché non mi fate fuori subito? Paura di sporcare i tappeti? Oh, lo avremmo fatto molto volentieri, credetemi. Ma ora il programma è cambiato. Abbiamo tutt'altri progetti. Per voi. Come si sente? È meglio che lasciamo perdere. Ehi, la mia povera testa. Oh. E così hanno beccato anche voi, eh? Ma come hanno fatto ad aggregarvi alla comitiva? Con un tuo falso messaggio. Una volta usciti dall'albergo, prenderci e portarci qui è stato uno scherzo. Avrei dovuto capirlo. È stata colpa mia. No, in quanto a questo il mio acume è stato di grande aiuto. Recriminare non serve. Siamo in navigazione, vero? Sì, da una mezz'ora. Dove ci staranno portando? Dove ho sempre sperato di arrivare. Al loro covo. E dove spero di trovare il vero capo. Suppongo
Supponendo che O'Connor sia un soggetto particolarmente difficile, in quanto tempo potrete condizionarlo? Userò con lui il trattamento speciale. Fra 2 giorni sarà in grado di agire dove e come vogliamo. Bene. Dal momento che è un osso duro, useremo la sua stessa audacia per continuare i sabotaggi. E cominceremo con l'attacco ad una delle raffinerie turche attualmente più impegnate. Lo metteremo molto in vista in questo modo, però. Appunto, e quando si scoprirà che il responsabile dei sabotaggi è un agente americano, i rapporti di questo paese con gli Stati Uniti saranno sempre più compromessi. Ma se venisse catturato potrebbero scoprire che ha agito sotto l'influsso di una droga. Non avete pensato a questo? Vi applicheremo alla cintura un piccolo congegno contenente una carica di plastico. In caso di cattura avrà l'ordine di spingere una levetta che farà esplodere la carica e di lui non resterà più nulla. Forza! Entrate qui voi due. Dici sul serio? Ha detto sergente. Pure di sicuro non è ben informato. Mettetelo sul lettino. Ma che volete fare? Controllare la politica dei globuli rossi? Useremo su di voi la droga che abbiamo già sperimentato con successo. Andate, ragazzi. È un trattamento infallibile. Vedete, Mr. O'Connor, da vivo ci sarete assai più utile. D'ora in poi agirete come il nostro alleato, convinto assolutamente di quello che farete. Non illudetevi, non ci riuscirete mai. Sarà davvero interessante vedervi all'opera, sono ansiosa. Siete davvero un uomo fortunato. Fra poco sarete circondato da veri amici e illuminato dalla verità. Non ci riuscirete mai. 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 Perché è tutto così verde. È verde. E ora apri gli occhi, O'Connor, e ascolta ciò che ti dirò.
per il bene del tuo paese è necessario che ti affidi completamente a noi. I tuoi veri amici siamo noi e abbiamo deciso di aiutarti. Nella raffineria dove si prepara il carburante per gli aerei della NATO troverai un tuo collega, Bud Taylor, che è stato rinviato da poco sul posto. È un elemento pericoloso, un uomo che tu devi eliminare. Dovrai anche distruggere parte dei serbatoi. A questo scopo metteremo a tua disposizione degli uomini di tutta fiducia con i quali porterai a termine l'impresa che non dovrà assolutamente fallire. In quanto al piano d'azione, adesso ti darò tutte le istruzioni particolareggiate. Sera, sono Danny O'Connor. Documenti, prego. Grazie. Si accomodi. Chiamatemi il signor Taylor, per favore. Subito. Pronto? Il signor Taylor, per il signor O'Connor. Tu resta qui di guardia e voi due con me. Ehi, O'Connor, è un bel pezzo che non ti si vede. Ho avuto molto da fare. Niente di nuovo qui? Tutto tranquillo. Chi sono loro? Sezione speciale D. Vorrei fare un giro di controllo. Venite, vi accompagno. Taylor! L'hanno beccato. Soldati turchi, non mi avevano avvertito. Qua ci lasciamo la pelle tutti. E perché? Vedrai che ce la caveremo. Su, avanti, Ali. Dai, dai. E sbrigati. Su, andiamo. Forza! In macchina! Presto! Accompagnatelo dal capo. Sì, signore.
Entra. Il capo ti aspetta. Danny! Abbiamo trasferito altrove il suo amico, tenendo però qui appositamente Miss Blanche perché le tenga compagnia. Desideriamo che lei si senta del tutto a suo agio. Sappiamo essere molto generosi con chi collabora con noi. Ho compiuto la mia missione. Avete altre istruzioni per me? Voglio solo congratularmi con lei, O'Connor, per la precisione con cui ha eseguito i miei ordini. È stato veramente esemplare, i miei uomini lo hanno testimoniato. Via di lì, bestione! E anche tu. Purtroppo vi siete sbagliati. La vostra droga su di me non ha avuto alcun effetto. E questo per merito del professor Feist, il padre di Blanche. Lo avete ucciso, ma non sapevate che aveva creato un antidoto per annullare l'effetto dell'ATP. È stata Blanche a darmelo. Questo non l'avevate previsto. Basta. Obbedisci. Ti ordino di abbassare quella pistola. La tua missione non è terminata. Vedo che tu ancora non hai capito. È duro ammettere di aver fallito, vero? Ti dirò come ho eseguito i tuoi ordini. Il serbatoio che ho fatto saltare alla raffineria era già stato preparato in anticipo dai nostri tecnici. Anche loro